Nella 18ª giornata di campionato di Serie C2 non si sono verificati risultati di rilievo tali da produrre effetti determinanti per la classifica. Del resto il campionato è ancora lungo e molte squadre hanno ancora ampie possibilità di emergere e tentare il salto di categoria. Nel girone A una coppia in testa alla classifica, il Derthona e il Prato, entrambi a quota 25, con un buon margine di vantaggio sulla terza classificata, la Lucchese, a quota 22. Il Prato non ha avuto infatti difficoltà a sbarazzarsi della Massese, mentre il Derthona non è andato al di là del pareggio sul campo del fanalino di coda, il Civitavecchia. In fondo alla graduatoria le cose restano immutate, in quanto quasi tutte le principali interessate hanno ottenuto dei pareggi. Ben 7 infatti pareggi e 2 le vittorie interne, con 18 gol segnati, di cui 10 per le squadre di casa e 8 per quelle in trasferta. Anche nel girone B la capolista Novara, costretta al pareggio sul proprio campo da una accorta condotta di gara del Montebelluna, conserva un lieve vantaggio sul Mantova, che pareggia sul campo dell'ultimo in classifica, Gorizia, ma invece vede avvicinarsi un altro pretendente, l'Ospitaletto, vittoriosa nello scontro diretto con il Virescit. Nelle 8 partite disputate, in quanto una gara è stata rinviata per nebbia, 5 i pareggi, 2 vittorie interne e un'unica vittoria esterna nella gara che vedeva di fronte 2 nobili decadute, Pro Patria e Venezia. L'hanno spuntati i lagunari, ma lo scontro era valido soltanto per cercare di raggiungere più tranquille posizioni di classifica. In questo girone 12 reti segnati nel corso della giornata. Nel girone D continua la marcia delicata, ieri passata indenne sul campo dell'Ercolanese, incalza il Sorrento che rosicchia un punto alla capolista, peggiora lievemente la posizione del Potenza, ieri alla quinta sconfitta di questo campionato, in un girone che vede raggruppate ben 10 squadre nello spazio di soli 4 punti. 15 gol segnati per 5 pareggi e 4 vittorie interne. Abbiamo volutamente lasciato in coda a questo nostro commento il girone C, che ci interessa un po' più da vicino, in quanto tra le partecipanti annovera anche la locale squadra del Matera. In questo girone cambia la guardia in vetta alla classifica, dove si è insediato il Brindisi, vittorioso nello scontro diretto con il Fano. Ben 3 le partite rinviate, il che non consente di stilare una classifica reale, soprattutto per il Martina, che ora deve recuperare 2 gare, che se utilmente sfruttate potrebbero proiettarla nelle posizioni di rincalzo della vetta della classifica. 13 gol segnati nelle 6 gare disputate, di cui ben 6 sul terreno di Teramo. In questo girone il risultato a sensazione infatti viene da Teramo, come documentano le nostre immagini, dove il Matera ha subito una delle più pesanti sconfitte, almeno a giudicare dalle proporzioni del risultato, degli ultimi anni. 5-1 il risultato finale a favore degli abruzzesi. Assume maggior rilevanza questa sconfitta considerando il buon momento che attraversavano i materani, i quali nelle ultime 8 gare avevano sempre ottenuto risultati utili. Erano sì impegnati su di un campo difficile, ma sino a ieri potevano anche contare su di una difesa tra le più impenetrabili del girone, avendo subito nelle precedenti gare soltanto 10 reti. Eppure il Matera è riuscito a portarsi in vantaggio, ma dopo l'immediato pareggio dei teramani non è più riuscito ad organizzare le proprie fila con un gioco che potesse almeno consentirgli di conservare un prezioso punto, facendosi travolgere da quella che può considerarsi al momento la bestia nera di questo campionato. Infatti il Teramo conquistò l'intera posta anche al 21 settembre nella prima giornata di campionato. Una sconfitta che non deve far sentire il suo peso, almeno così sperano i suoi tifosi, nel proseguo del campionato, ancor più in salita per gli uomini di Giannattasio. Una possibilità di pronto riscatto è comunque offerta al Matera già alla ripresa del campionato, dovendo ospitare il Brindisi. Una vittoria su una nuova lanciatissima capolista servirebbe a risollevare non solo il morale della squadra, ma anche quello dei sostenitori della squadra materana, amareggiati da questo imprevisto risultato negativo.